Uno degli elementi più importanti del patrimonio artistico, storico, culturale, architettonico della città di Napoli sono i palazzi nobiliari, i palazzi aristocratici. Sì, perché nei secoli che vanno più o meno dal 500 fino al 700, tutte le grandi famiglie meridionali costruirono palazzi meravigliosi, palazzi straordinari, palazzi bellissimi. Tutti capirono, soprattutto le classi aristocratiche, che era necessario avere a casa a Napoli perché volevano stare più vicini, come devo dire, al potere. Nel 500 al potere del viceré, ma già nel 700 al potere dei Borbone. Bisognava stare qua, fare la villeggiatura. Infatti avevano le ville di campagna proprio lungo il Miglio d'Oro, nacque proprio per stare vicino alla casa di villeggiatura dei Borbone, che era la Reggia di Portici. Bisognava stare a Napoli, avere il palco al Teatro San Carlo, e beh certo, perché il palco era un altro segno distintivo di partecipazione alla vita culturale del popolo napoletano, solo che al San Carlo poi si distinguevano pure i quarti di nobiltà. E no, dovete sapere che là le candele, quando il Teatro San Carlo era illuminato coi ceri, le candele si affittavano, allora ci stava la famiglia che si poteva permettere 4, 5, 6 cannolotte e poi c'era la famiglia che si doveva accontentare di un candelotto. Ed ecco perché ancora oggi, quando qualcuno vanta chissà quali origini aristocratiche, chissà quanti quarti di nobiltà, qualcuno per di legge risponde: ma state zitti, che quella è una signora e un cannolotte, proprio il punto più basso della nobiltà. I palazzi nobiliari, le dimore aristocratiche servivano anche, come devo dire, a ostentare il proprio rango sociale. Il palazzo spesso aveva la firma di un grande archistar, un architetto, si chiamava Vanvitelli, si chiamava Cosimo Fanzago. All'esterno c'erano gli elementi architettonici meravigliosi, una facciata straordinaria, magari con un bugnato particolare, che ne so, ecco, elementi architettonici come gli spegnifiaccola, dove appunto i cocchieri spegnevano le fiaccole una volta che erano scesi dalla carrozza durante la notte. Insomma, i portali in piperno meravigliosi, insomma tutto doveva dimostrare la grandezza della famiglia. Le roste sono questi elementi architettonici a forma di ventaglio che stanno sopra dei portoni, che servono soprattutto a far passare aria e luce quando il portone è chiuso. Ma pure quello diventa un momento di ostentazione, si chiamavano i più grandi intagliatori, si facevano forme di conchiglie, di sirena, di mascheroni. Insomma, il portone doveva essere maestoso, grande soprattutto perché doveva permettere il passaggio delle carrozze e dei cavalli soprattutto. A volte venivano tagliati gli spigoli per evitare che il mozzo distruggesse l'angolo e altre volte si mettevano dei distanziatori. Insomma, il portone, il portale doveva ostentare tutta la potenza della famiglia. Ma la domanda è: com'è possibile che con questi portoni così immensi, altissimi, larghissimi, per far entrare carrozze e cavalli, poi improvvisamente costruivano un portoncino d'ingresso pedonale piccolo piccolo che ancora oggi ti costringe a fare 1000 evoluzioni per entrare? Beh, in realtà il motivo potrebbe essere duplice. Il primo motivo era quello difensivo. Cioè, se un gruppo di briganti, per esempio, voleva assaltare il palazzo, certo non avrebbe provato a sfondare il portone che era troppo massiccio. Il punto debole era proprio il portoncino. E allora cosa fare? Fare un portoncino piccolo in cui loro entravano in maniera disagevole, magari perché tenevano le spade, le armi, avevano difficoltà ad entrare e poi soprattutto entravano uno alla volta, e quindi chi difendeva il palazzo dall'interno aveva un grande vantaggio difensivo se ognuno di loro entrava in maniera goffa e soprattutto uno alla volta. E inoltre c'era anche un motivo, come devo dire, di deferenza, di sottomissione. Chi usava il portoncino? Alla fine il portoncino lo usavano la servitù, i borghesi, come devo dire. Certo, si traseva l'aristocratica, l'avevano tutto palazzo. E allora, come devo dire, in questo entrare nel portoncino da 1,5 metri c'era questo gesto naturale che era di deferenza, di sottomissione. E io non lo so però perché, o motivi di difesa o motivi di sottomissione. Il fatto è che io quando entro a casa mia sono costretto a fare ancora oggi una serie di piegamenti infiniti.